un confronto su tematiche di grande importanza, quella della funzione pubblica. Abbiamo appena avuto dalla Madia il via libera alla possibilità di rinnovare i contratti del pubblico impiego, di tutto il pubblico impiego, quindi Stato, enti locali, sanità, e abbiamo ritenuto di iniziare da Agrigento una serie di consultazioni con i lavoratori. Invece di arrivare dall'alto, questa volta pensiamo di sentire prima le esigenze dei lavoratori e riportarle a Roma per farne un contratto che abbia la conoscenza anche dei posti piccoli, non solamente delle grandi tematiche. Per questo partiamo da Agrigento, oltretutto abbiamo un rinnovamento della struttura dirigenziale con l'amica Floriana Russo, e quindi credo che sia stato anche giusto partire dal posto dove da noi si comincia il rinnovamento. Da tanti anni il pubblico impiego è fermo a livello contrattuale e salariale, ecco, ci saranno dei miglioramenti? I miglioramenti sono quelli previsti, una media di 85 euro medi lorde, quindi non sono grandissime cifre, ma c'è la possibilità di ristrutturare la qualificazione professionale, di avere un welfare contrattuale diverso, di pagare meno tasse. Credo che alla fine il lavoratore non sarà scontento, sarà lunga, sarà difficoltosa, ma credo che il fatto di ripartire dopo 10 anni credo che sia in ogni caso un segnale di attivismo. Sono previste nuove assunzioni? Sono previste assunzioni nel limite del 20%, cosa che era prima proibita, nel senso che si poteva assumere solo all'esterno, adesso si possono fare concorsi interni per il 20% e altri 30% per l'esterno, quindi è possibile che ci siano sicuramente riqualificazione professionale, ma anche possibilità di assunzione. Il suo parere sulla nuova riforma Madia? Io aspettavo magari qualcosa di più, nel senso come sindacalista avrei voluto più capacità contrattuale, ma bisogna pure accontentarsi, rispetto a prima è un passo avanti. È ovvio che oggi qui i quadri dirigenti si stanno riunendo con grande soddisfazione da parte di questa dirigenza, perché è una soddisfazione data dal fatto che proprio il Consiglio generale, i quadri insomma, vengono riuniti qua oggi per avvalorare il lavoro svolto da questa federazione su Agrigento in particolar modo, ma è anche segno di una organizzazione sindacale, qual è la CISL, che si rinnova di continuo. Difatti appunto immediata è stata questa riunione dei quadri dirigenti subito dopo la riforma Madia. Ma oggi qua si discute anche di quello che sarà la riorganizzazione a livello regionale, ma anche a livello nazionale dell'intera federazione del pubblico impiego, perché è ovvio che se le amministrazioni normalmente agiscono effettuando operazioni solo esclusivamente perché stimolati da fenomeni di urgenza, anche noi spesso ci troviamo a muoverci contestualmente solo dettata dalla somma urgenza, e questo non è il modo corretto di agire, e noi ci muoveremo in maniera molto più organica ed organizzata a tutela sia dei lavoratori in generale, ma soprattutto dei nostri associati.